La Chiesa ha bisogno del vostro coraggio per annunziare il Vangelo in ogni occasione opportuna e non opportuna e per dare testimonianza alla verità. E ha bisogno anche del trevigiano Beniamino Stella, che oggi riceve la berretta rossa dalle mani di Papa Francesco, assieme all'anello che rafforza l'amore verso la Chiesa. Il pontefice ha creato oggi 19 cardinali nel primo concistoro del suo pontificato. Fra i 4 porporati veneti, qui si vede il segretario di Stato Piero Parolin, anche il già prefetto della Congregazione del Clero Stella. Per lui a San Pietro oltre 400 fedeli, partiti soprattutto dal quartier del Piave e dalla sua pieve di Soligo. Tra loro il presidente della regione Zaia e il presidente del Consiglio del Veneto Ruffato. Dopo il concistoro ordinario pubblico della mattina, nel pomeriggio le tradizionali visite di calore ai nuovi porporati da parte dei familiari, da istituzioni e fedeli per la consegna consueta dei doni. 4 i veneti si diceva, ed ecco la battuta del neo cardinale Parolin sulla cupola veneta. Congratulazioni e buon lavoro. Gentile, molto gentile nell'essere venuto. D'altra parte c'erano molti veneti, adesso già, ma glielo dico sottovoce, dicono che il clan dei piemontesi si è sostituito il clan dei veneti. Nella cerimonia di San Pietro c'era anche il Papa emerito Joseph Ratzinger seduto in prima fila su una sedia bianca. Domani alle 10 tutti di nuovo in Basilica per una messa con i 19 nuovi porporati.